è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Presentati in Confartigianato Vicenza da Edilcassa Veneto, ente bilaterale che associa più di 4.000 imprese, uno studio e una proposta per il rilancio del settore dell'edilizia. Come aiutare l'edilizia artigiana, un settore da tempo in difficoltà, a ripartire? La soluzione elaborata e oggi spiegata in ogni dettaglio da una pubblicazione intitolata Fare rete in edilizia per costruire e ristrutturare proviene da Edilcassa Veneto, ex CEAV, la cassa edile artigiana fondata nel 1986, che fornisce così un'ulteriore prova di voler andare oltre le competenze di matrice mutualistica, proprio per sostenere maggiormente le aziende e i lavoratori del settore. Da quando è cominciata la crisi che coinvolge l'economia in generale, ma soprattutto il settore dell'edilizia, abbiamo verificato che la maggioranza delle aziende che operano nel settore non ha attuato nessuna politica particolare per fronteggiare la criticità del momento. Questa è un'iniziativa che nasce dalla volontà delle parti sociali e che mira appunto a dare degli strumenti in più a quelle aziende che vogliono adeguare la loro operatività al nuovo target. È necessario che le imprese adottino un nuovo modello organizzativo e di business, è il suggerimento degli autori del libro. Enrico Cancino, direttore del Centro regionale per la cooperazione, Gianpietro Vecchiato e Tania Ceretta di PR Consulting e Fabrizio Gallian, ingegnere civile. La pubblicazione, disponibile nelle librerie, è edita da Franco Angeli. È mutato profondamente il mercato. Oggi, ad esempio, si costruisce meno e si ristruttura di più. Basti pensare che in Veneto oltre il 76% dei fabbricati ha più di 30 anni. Crescente è poi l'attenzione verso quegli accorgimenti e impianti che consentono una riduzione dei consumi. Aspetti che richiedono un'alta professionalità che molte imprese artigiane già posseggono, ma ciascuna nel proprio ambito. Invece bisogna fare squadra per dare un servizio completo e organizzato nei tempi e nei metodi. Il mercato è diventato molto duro, no? Molto complesso e richiede tanta specializzazione che significa ad esempio nel comparto delle ristrutturazioni, che peraltro un mercato storico di approccio delle nostre imprese in realtà prevede una alta qualificazione degli interventi edilizi. Pensiamo solo al tema delle certificazioni energetiche. Per farne un esempio, ma ne potrei anche indicare altri, pensiamo agli edifici vincolati, quindi gli edifici storici e a tante altre iniziative. Quindi questa specializzazione richiede dei forti investimenti da parte delle singole imprese e la domanda è: le nostre singole imprese hanno tutte le risorse, hanno tutto il tempo, hanno tutte le competenze per poter affrontare il mercato con questo nuovo approccio? Certamente l'opzione di trovare delle sinergie, trovare delle collaborazioni tra di loro per poter presentare una proposta commerciale più forte, più efficace, più interessante è certamente un'opzione di cui le imprese nostre, le imprese artigiane ne devono tener conto. È necessario mettere insieme le competenze, fare rete, magari sfruttando le recenti opportunità normative. Si possono utilizzare i cosiddetti contratti di rete che permettono alle imprese di formalizzare un legame solo finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi comuni. Confartigianato Vicenza, attraverso il proprio ufficio aggregazioni, è in grado di aiutare in questo senso le imprese. Potremmo avere delle grandi opportunità se cambiamo il nostro modo di approccio al costruire, al modo nostro di fare, quindi ricorrendo anche a un nuovo modello di sviluppo sostenibile e facendo in modo che le imprese, i lavoratori siano formati per percorrere questa strada, quindi un costruire in modo nuovo come già si fa in altri paesi europei, e questa può essere una grande opportunità di rilancio per il nostro settore.